Sopralluogo stamane al cantiere del Ponte della Priula. A giorni, il 30 maggio, sarà aperto al traffico Bailey, una struttura provvisoria da Nervesa Susegana che permetterà il collegamento tra le sponde del Piave senza intralciare i lavori di consolidamento e restauro che saranno avviati sul ponte storico. Complessivamente l'appalto è di 9 milioni di euro, consentirà di mettere in sicurezza il Ponte della Priola che verrà riaperto con carreggiata più ampia entro la fine di quest'anno. Dopo la sospensione degli interventi nell'ottobre 2017, le attività sono riprese a fine gennaio con gli interventi di realizzazione della viabilità provvisoria e il rafforzamento delle fondazioni delle pile dello storico ponte che risale ai primi del Novecento e che conta un traffico veicolare di 40.000 auto al giorno. Un intervento necessario atteso almeno da 40 anni, del cui progetto si iniziò a discutere nel 2003. Su una viabilità di collegamento che è importantissimo, un nodo viario importantissimo. Era obbligatorio che fosse sistemato, rimesso a norma anche dal punto di vista sismico. Un ponte che andava restaurato non solo per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni storiche. Quindi io ho visto il progetto e il progetto rispetta la morfologia storica del ponte e anche un progetto innovativo dal punto di vista ingegneristico. Una volta ultimati gli interventi sul ponte storico, il Bailey e con lui tutto il tracciato della viabilità provvisoria saranno rimossi. Saranno inoltre ripristinate le originarie condizioni del greto e degli argini del fiume e finalmente il ponte sul fiume Sacro tornerà ai cittadini, ai quali viene chiesto di stringere i denti in questi mesi di lavori. Se si vogliono risolvere i problemi ci vuole anche un po' di pazienza. Ecco, chiediamo questo ai cittadini, sarà un disagio limitato per qualche mese, poi potranno riappropriarsi del ponte originario. Entro fine anno sostanzialmente il ponte verrà sistemato e quindi poi verrà riconsegnato alla comunità.